Buongiorno e ben alzati a tutti, è giovedì 15 marzo, sono le 7:30 e bentornati. Adesso passiamo a un altro argomento, si parla sempre di immigrazione ma della nostra immigrazione, quella che un secolo fa e più di un secolo fa portava i napoletani soprattutto oltreoceano in America, accompagnata da tante canzoni che oggi sono riproposte da Consiglia Ricciardi, il servizio di Gabriella Fancelli. Un omaggio a Gilda Mignonette, ma soprattutto un omaggio ai tanti uomini e donne che all'inizio del Novecento cercarono fortuna in America. Nasce così L'Emigrante, l'ultimo lavoro di Consiglia Licciardi. L'8 giugno del 1953, quando a bordo della nave Homeland moriva Griselda Andreatini, artisticamente conosciuta come Gilda Mignonette, morì una grande artista, ma al tempo stesso nacque una leggenda, la grande leggenda della regina degli emigranti. Una leggenda che oggi, con un altrettanto valoroso interprete come Consiglia Ricciardi, rivive con questo nuovo CD L'Emigrante. Un CD attraverso il quale la Licciardi compie un vero e proprio atto d'amore per una Napoli senza tempo, per una Napoli che rivive questo momento storico dedicato alla canzone dell'emigrazione. Lei amava la sua terra, quindi attraverso le sue canzoni lei riusciva a dimostrare questo suo amore per la terra e per la sua canzone napoletana. Migliaia di napoletani tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento sbarcarono nei porti di Baltimora, Boston, New York, Filadelfia, spinti dalla miseria. Partivano inconsapevoli dei disagi che avrebbero incontrato, a cominciare dal viaggio, stipati come sardine nei piroscafi. La maggior parte si stabilì a New York e lì rimase per sempre, occupando un intero quartiere passato poi alla storia come Little Italy. Tana si chiuta America e manna ritta gente, calla guadagno dollaro come si fosse niente, ma conto mio divertiti, pazzi a 2 milioni, dai resta sempre a Napoli a scrivere canzoni. Da Napoli partirono anche molti artisti, da Enrico Caruso a Gilda Mignonette, a Ria Rosa e accanto a loro cantanti, compositori, autori misconosciuti in patria ma popolarissimi in America. La musica è infatti uno degli elementi identitari grazie al quale i napoletani conservano un forte legame con la terra d'origine, lo strumento attraverso cui si dipana il filo dei ricordi e si costruisce il futuro in un mondo diverso. Nei primi anni del Novecento a New York funzionano 32 sale teatrali frequentate dal pubblico italiano, dove la comunità napoletana gioca un ruolo determinante. In questo contesto Gilda Mignonette, con il suo personalissimo stile interpretativo, diventa la regina degli emigranti. Gilda Mignonette riusciva attraverso le sue canzoni, attraverso le canzoni napoletane, riusciva a trasmettere appunto a questi napoletani, queste comunità che stavano all'estero, queste sue sensazioni, queste sue manifestazioni d'affetto della sua terra. Non è certo un caso che il CD di Consiglia Licciardi sia edito dalla Phonotype Record, una casa discografica già attiva agli inizi del Novecento, in affari con alcune aziende di New York che stampavano matrici prodotte negli studi napoletani. I brani proposti, sconosciuti in Italia ma notissimi a Little Italy, sono stati recuperati grazie anche alla collaborazione di Antonio Sciotti, autore di saggi sulla canzone napoletana. Mio padre e mio nonno avevano rapporti con l'America e soprattutto con le editorie napoletane e americane. E siccome il nonno navigava, che cosa faceva? Lui portava dall'America, ogni volta che andava a New York, portava questo materiale a Napoli, che oggi io gelosamente ancora conservo. E
Come nasce invece questa collaborazione con Consigli Licciardi? Perché lei mi ha fatto ascoltare la Cartolina in Napola, che è stato il cavallo di battaglia di Gilda Mignonette, e la faceva veramente divinamente. E quasi l'accostamento con la Mignonette è notevole, cioè, sembra proprio l'erede naturale della Mignonette.